È stato convocato con carattere d'urgenza il Consiglio Comunale di Favara per martedì 21 novembre alle ore 18. All'ordine del giorno predisposto dalla Presidente Miriam Mignemi i punti relativi alle variazioni di bilancio per i fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Punti che non erano stati trattati nella precedente seduta per mancanza di numero legale, in quanto, come si ricorderà, alcuni consiglieri non si erano presentati in aula ed altri presenti all'appello sono usciti subito dopo per i più volte evidenziati contrasti tra alcuni gruppi di opposizione e il sindaco Antonio Palumbo. Le variazioni di bilancio, alcune in scadenza e da qui la convocazione a carattere di urgenza del Consiglio Comunale, riguardano investimenti nel campo digitale come la piattaforma digitale nazionale dati, servizi e cittadinanza digitale e anche abilitazione al cloud delle pubbliche amministrazioni con SPINT e CIE. Le altre variazioni di bilancio, sempre per il PNRR, sono relative alla missione 4, finanziamento fondo opere indeferibili per l'attuazione del potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione. Il progetto manutenzione straordinaria, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della scuola dell'infanzia Capitano Vaccaro e il progetto per la riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'edificio Barone Mendola per la realizzazione di asili nido. L'ultima variazione, relativa alla missione 2, prevede il contributo per il progetto di realizzazione di un nuovo CCR a Favara. Importante vedere che posizione prenderanno i consiglieri comunali, ovvero se resteranno fermi nella loro opposizione oppure verranno in aula a trattare i punti.